Siamo oggi qua ad Agrigento per illustrare gli interventi che questo governo ha fatto quest'inverno e che ha consentito di accumulare risorse nei serbatoi. Purtroppo nella Sicilia occidentale è piovuto di meno, ma gli interventi che abbiamo fatto appunto quest'inverno, soprattutto sulle traverse, su opere di derivazione secondaria, ha consentito di accumulare diciamo, volumi idrici consistenti, non sufficienti probabilmente per soddisfare l'intero fabbisogno, però diciamo, risorse che sono molto importanti. Siamo qua per fare il punto della situazione e anche per esaminare, per confrontarci con gli imprenditori agricoli per programmare anche l'attività futura. Parleremo anche dei programmi che abbiamo, parleremo della riforma dei consorzi di bonifica che domani entrerà in aula, insomma faremo il punto della situazione nel bene e nel male dell'acqua nella Sicilia occidentale. Lei ha una ricetta per risolvere i tanti problemi che ci sono? Io la ricetta sicuramente ce l'ho, le idee chiare, dobbiamo intervenire per rimettere in sesto i grandi serbatoi su cui sono stati fatti modestissimi interventi nel passato, dobbiamo completare il riefficientamento delle traverse di derivazione, dobbiamo spingere per i serbatoi aziendali, cioè realizzare un programma di investimento per i serbatoi aziendali. Nella prossima finanziaria già ci saranno, nelle variazioni di bilancio di luglio, di primi di agosto, già ci saranno dei segnali in questa direzione. I serbatoi aziendali possono costituire un'ottima soluzione per contrastare la siccità e aumentare la disponibilità idrica per gli agricoltori. Allora, come provare a risolvere i tanti problemi che soffrono gli agricoltori anche del Riberese? Ma io direi soprattutto del Riberese, il nostro comprensorio che sta soffrendo per il secondo anno consecutivo la crisi idrica per uso irriguo ed è dall'anno scorso che si propongono delle potenziali soluzioni al problema. Il fatto che ci sono tanti annunci, ci sono le risorse, ma si continua ad avere carenza di acqua, i nostri agrumeti sono stressati da questa siccità, si rischia che molti impianti vadano in malora. Questo è il dramma che sta vivendo il comprensorio del Riberese anche quest'anno. Chiaramente bisogna intervenire immediatamente, bisogna spendere le risorse che ci sono per fare le nuove condutture, bisogna, come chiediamo da 2 anni a questa parte, rivedere il disciplinare con Enel, perché una delle soluzioni già realizzate è quella della bretella che collega la diga di Gammauta alla diga Castello. Bisogna fare in modo, con una nuova convenzione da sottoscrivere con Enel, la Regione Siciliana e Consorzio di Bonifica, prevedere che dal mese di ottobre a marzo-aprile successivo l'acqua venga dirottata attraverso questa bretella per caduta, quindi senza costi di energia elettrica o di pompaggio alcuno, nella diga Castello, così che si possa accumulare quanto più acqua possibile in quell'invaso, che è l'unico invaso che serve il nostro comprensorio, l'areale riberese, e quindi i nostri frutteti e i nostri agrumeti. Dopodiché abbiamo fatto le proposte per dei sollevamenti che già esistevano da ripristinare, perché negli anni sono stati trascurati, abbandonati e vandalizzati, però sono passati 2 anni, di tutto ciò ancora nulla. Sicuramente ci sono dei progetti a medio e a lungo termine che potranno aiutarci, ma se non si interviene nell'immediato e subito rischiamo di perdere tutto e le opere che potranno essere realizzate fra qualche anno potranno servire a niente.